Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con Buongiorno Dippa all'interno che cerca di difendersi da Buffalo Wise S che si getta di galoppo, poi Boom C che si sistema secondo davanti a Boniek Spritz, poi partita numero bene 6 Baby Baltimora Spritz Trio squalificato dalla seconda fila mentre si rimette Buffalo Wise S, mentre è squalificata Baltimora Trio che ha avuto problemi. Ha preso vantaggio veramente notevole. Buongiorno Dippa con Vincenzo Piscuoglio, una trentina di metri da Boom C, poi si lancia subito all'inseguimento Baby Spritz, poi Buffalo Wise rimesso. Intanto è indietro anche Belgnaro Lussi, praticamente fuori corsa. Intanto sempre in vantaggio il figlio di Chirone Dei, che arriva al paletto dei 600 metri in 46,7, ma Baby Spritz ha già ricucito un gap notevole ed è lì nella schiena del battistrada. Poi Boom C, Boniek Spritz e Buffalo Wise S. Arriviamo a compimento del giro con Buongiorno Dippa che lo completa in 1,2. Poi sempre Baby Spritz in seconda posizione, abbastanza sgranato il quintetto rimasto, con Buongiorno Dippa sempre in vantaggio. Ora arriva al paletto del chilometro passato in 1,17,5. Sempre Baby Spritz che ora ha preso fiato in seconda posizione dopo essersi ricongiunta Boom C, poi il 2 di Boniek Spritz e Buffalo Wise S. Frazione qui davanti alle tribune in 15 secco, con Baby Spritz che accenna a spostare dalla seconda posizione, andare direttamente sul battistrada, poi Boom C e Buffalo Wise che cerca di scavalcare Boniek Spritz. Siamo a 600 metri dalla conclusione, frazione della curva passata in 14,8. Buongiorno Dippa alle prese con Baby Spritz che è ora sulla retta di là, prova a sferrare l'attacco decisivo, poi ha un paio di lunghezze Boom C, cavalli che passano la retta di là in 14,2. Baby Spritz appariglia completamente Buongiorno Dippa che però ancora tonico e riesce a respingere la femmina. Boom C ha un paio di lunghezze, cavalli a 200 metri dalla conclusione con Buongiorno Dippa che allunga ancora su Baby Spritz che probabilmente si butterà di dentro, ma Buongiorno Dippa sembra avere ancora buone energie. Intanto rompe Boom C, Buongiorno Dippa ancora buon vantaggio e viene a vincere con Vincenzo Piscoglio al secondo Baby Spritz sul compagno di colore Boniek Spritz che nell'arrivo al rallentatore si difende da Buffalo Wise S. 29,2 a chiudere, 1,16 secco la media al chilometro per Buongiorno Dippa, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, il training di Lamberto Barbieri, colori di Giuseppe Leanza. Bella vittoria in percorso d'avanguardia del figlio di Chirone Dei, mentre si deve accontentare del secondo posto Baby Spritz.